Buongiorno cari amici, ben ritrovati in questo spazio in mia compagnia. Oggi vi voglio presentare un libro a me carissimo, è un libro veramente straordinario che ha un potere tutto suo, molto speciale. Intanto ve lo mostro ed è I segreti del libro eterno ad opera di Michael Lightman. Perché è tanto speciale questo libro e perché assolutamente lo consiglio a tutti. Al giorno d'oggi la maggior parte delle persone vive convinto che alzarsi, andare a lavorare, guadagnare, avere relazioni soddisfacenti, oppure guadagnare comunque sempre di più, avere un ascendente sulle persone o procurarsi una casa più grande, i vestiti più belli, siano gli obiettivi della propria esistenza. E nel rincorrere questi obiettivi si svuota, in realtà si svuota l'esistenza. E quando ci si accorge che pur avendo tutto, dentro di noi continuiamo ad avere un vuoto, dentro di noi continuiamo a sentire che non siamo sazi e che quasi nessun oggetto potrà colmare questo vuoto e che se lo fa per un tempo veramente breve, fugace, senza lasciare nulla poi dentro di noi. Ecco, quando arriviamo quando giungiamo a quel punto, scusate, quando arriviamo a quel punto ci rendiamo conto che la nostra anima cerca qualcos'altro che non è confinabile in strutture biochimiche o materiali, ma cerca un nutrimento superiore, cerca di capire e di ricollegarsi alla fonte, cerca di trovare sollievo da quelle che sono queste false corse, questi inseguimenti. Ma è anche giusto, attenzione, non voglio assolutamente entrare nel merito del giudizio di questo modo di vivere, anzi è giustissimo, è comprensibile, perché è tutto collegato allo sviluppo dell'anima. Perciò se l'anima non sente una chiamata verso i regni superiori, è inutile creare una forzatura in queste persone. Sarebbe del tutto controproducente perché ne trarrebbero esclusivamente una frustrazione. Per loro sono cose di poco conto, fantasie di visionari. Non esiste una vita diversa da quello di ottenere una buona posizione nel mondo, guadagnare, fare dei viaggi, cioè anche se è tutta un'allegoria, in realtà questo genere di inseguimenti, questo genere di obiettivi è un'allegoria di quelli che sono i regni superiori e la vita nei regni superiori, cioè la scalata sociale in realtà non è altro che la scalata spirituale, ma è chiaro che c'è un livello di comprensione che è limitato, ed è brutto anche dire limitato perché suona come un giudizio, però arriva ad un certo punto, cioè all'interno appunto di un contesto materiale. E quando poi l'anima è satura del materiale, quando poi si rende conto che c'è di più, allora è pronta per andare verso l'alto, per i regni spirituali. Cosa voglio dire dunque? Che non c'è da giudicare né in un senso né in un altro, non c'è da stare a guardare se quelle persone vivono esclusivamente per la materia, non hanno aperture, oppure se loro stessi deridono chi invece ha queste aperture verso questi mondi invisibili. In realtà è questione di tempi, di tempistiche, probabilmente ci sono anime un po' più antiche che tutte queste cose le hanno già fatte e non hanno più una propensione oppure non sono più affascinate, o almeno non più di tanto, dal mondo materiale, poiché lo conoscono anche troppo bene, se ne sono già saziati e sono già appagati, in un certo senso, per quello che riguarda la materia e si rendono conto che la loro sete, la loro fame è completamente diversa, c'è qualcosa in più che li chiama, c'è un richiamo forte ed è dai regni spirituali. Dunque
ripeto, tutte queste corse ad avere l'auto più bella, l'auto è il veicolo, no? E il veicolo cos'è se non il nostro corpo di luce, che è il passo successivo al corpo fisico, è quel qualcosa in più che completa i corpi spirituali ed è l'insieme appunto dei corpi spirituali perfettamente maturi. Ecco la rincorsa inconscia a queste bellezze. In realtà sono bellezze materiali, ma la nostra anima vuole bellezze spirituali. Però non le sappiamo tradurre, non sappiamo leggere fra le righe di quello che sono le simbologie di quello che ci circonda. In realtà è un linguaggio già spesso nominato, il linguaggio degli archetipi, la lingua degli uccelli. È un linguaggio che è figurativo di un qualcosa di diverso, perché non possono comunicarci a parole, forse in qualche caso qualcuno più fortunato è riuscito a sentire la voce del proprio maestro, della guida interiore, oppure di qualche altro ehm, insegnante nei mondi invisibili che lo ha potuto istruire. Ma laddove non c'è questa forma di istruzione diretta, bisogna essere così bravi da tenere gli occhi aperti e voler vedere oltre, voler leggere al di là del linguaggio letterale o di quello che può essere appunto compreso alla lettera. Come arriviamo dunque a questo libro che mostro ancora, I segreti del libro eterno? Il significato secondo la Cabala delle storie del Pentateuco. Dunque è proprio la ricerca di un significato più profondo che ci avvicina allo studio di testi che possono appunto richiamare in noi, risvegliare in noi nuove comprensioni. E perché appunto la Bibbia, un libro così controverso e così criticato anche aspramente per essere poi alla fine una banale raccolta di storie, tra l'altro nemmeno troppo inquadrabili sotto un profilo storico dettagliato, comunque non necessariamente veritiere, almeno per quello che risponde alla storicità proprio delle storie narrate nel testo. E in alcuni casi alcune storie comunque hanno un che di strano, letto semplicemente alla lettera. Perché la verità è che quel testo, pur essendo concorde in un significato letterale, è dunque leggibile alla lettera, come se si leggesse un libro qualunque di storielle, in realtà richiede uno sguardo più approfondito, un'apertura del cuore e la capacità di vedere oltre. Dunque questo testo vi offre le chiavi, adesso che arriviamo al vivo, al bello della conversazione, ho la tosse. Ok, questo testo vi dà delle chiavi importantissime, poiché vi spiega non solo in che modo alcune delle cose narrate vogliano dire assolutamente altro e quanto altro, vi spiega anche l'importanza delle figure dei patriarchi, in quanto i patriarchi simboleggiano così nel loro percorso, cioè così per l'ordine in cui li troviamo all'interno del testo biblico, del Pentateuco, raffigurano livelli evolutivi dell'ego diversi. Sarà una sorpresa immensa riuscire a identificarsi in quelle che sono apparenti storie, a volte un po' forzate, a volte particolari, folcloristiche, e in realtà capire che quelli siamo noi e che noi attraversiamo gli stessi drammi, le stesse preoccupazioni, le stesse fasi che hanno attraversato prima di noi i patriarchi. Dunque è un libro straordinario, un libro intenso, un libro meraviglioso che vi consiglio di leggere perché aprirà in voi porte nuove, nuove consapevolezze, lavorerà per il tramite del vostro inconscio per aprire nuovi passaggi e nuove crescite all'interno di voi. È un libro che
Solo averlo in casa è un'enorme benedizione. Io ho raccontato che la prima volta, quando mi è arrivato, io amo guardare i libri, no? Appena mi arrivano ho questa necessità di creare un contatto fisico con i libri, di percepirne il peso, la consistenza, ma anche le vibrazioni che mi provengono dal libro. E amo annusarli. E una cosa che faccio quasi sempre è scorrerli così. Ecco, mentre facevo così, la prima volta si è formato come un sole, una sfera luminosa, dorata, e di un colore caldo sul giallo dorato, come un sole, come un piccolo sole che irradiava. E io sono rimasta così. Ero assolutamente meravigliata dalla bellezza che sentivo emanare da questo libro prima ancora di leggerlo. E quando poi l'ho letto e sono riuscita a sentire la bellezza di certi racconti, a commuovermene, non vi nascondo che finirlo è stato difficile, perché non perché è difficile la lettura, perché è stato difficile lasciarlo andare. Non volevo lasciarlo andare, volevo continuare. Avrei voluto che avesse altre 1000, 2000, 1 milione di pagine. E invece poi l'ho semplicemente accolto dentro di me e ho lasciato che lavorasse in me. Ed è quello che consiglio anche a voi. Vedrete il testo biblico con occhi diversi, capirete che i detrattori del testo biblico non hanno capito molto bene la vera funzione del testo biblico, ma li lasceremo senza alcun giudizio al loro livello evolutivo, alla loro coscienza. Non c'è nessun problema, assolutamente. Ognuno è esattamente nel punto perfetto in cui deve essere, perché nulla è a caso, tutto segue un percorso meravigliosamente architettato e prestabilito, che noi accettiamo. Quando veniamo qua noi abbiamo già accettato questo percorso. Vi ringrazio per avermi ascoltato, leggetelo perché merita, anzi voi meritate questo libro, perché il libro è già straordinario di suo, ma voi meritate, lo meritate davvero. Grazie di cuore e ci vediamo alla prossima condivisione. Un grandissimo abbraccio dalla vostra Hildegarda. A presto amici.